allungata in punti in cui ha meno punture. Perfetto, dopo aver fatto questo passaggio facciamo il correttore. Questo della corso. Allora, questo è infine, per uniformare il tutto, useremo un pennello e una cipria. Ok, dopo aver fatto questo, passiamo al trucco del tracing. Quindi prendiamo un eyeliner liquido e finito e a pennello. Quindi prendiamo, usiamo questo come pennello per e partiamo dalla parte metà occhio, non metteremo una linea di eyeliner in tutto l'occhio, ma soltanto da metà occhio. Quindi applichiamo questa ondina alla fine. Ok, perfetto, questo è il risultato e lo facciamo anche nell'altro occhio. Questo è il risultato, spero che siano uguali tutti e due gli occhi. Bene, dopo aver applicato l'eyeliner, applicheremo una matita a quella. Ok, useremo una matita nera, io questa, e aspettate, ok, passiamo alla parte inferiore, però sempre metà occhio. Così deve essere il discorso finale. E adesso applicheremo il mascara, perché così da una parte posso utilizzare lo scovolino questo per applicare il mascara e con quello posso in un certo senso farlo asciugare e metterlo meglio in tutte le ciglia. Quindi vi consiglio questo mascara che costa $6, economicamente super costoso, ed l'ho preso in una parafarmacia ed è ottimo. Allora, per le labbra utilizzeremo, visto che già il trucco sugli occhi è tutto stamarcato, utilizzeremo un rossetto comunque luce labbra della Debbie, che io ho questi gloss in questo video che sono meravigliosi, quindi un bellissimo specchietto, e lo usiamo. Io comunque non sono una di quelle che tiene i luci labbra comunque tanto, quindi andrò a sfumarlo col dito. Ok, vedete come è diventato